Ci siamo connessi e come promesso, prima di andarcene a fare un pisolino, ci beviamo una tazza di caffè e cantiamo. Valeria ha fatto un grande strudellino, mangiato il dolcetto, adesso bevuto il caffè, dopo ci dobbiamo mettere per un'oretta a dormire. Ci mettiamo il pigiamino e ce ne andiamo a dormire. Allora però mo cantiamo una cosa allegra, cantiamo Una tazza caffè del maestro Murolo, una canzone moderna del 64, quindi del Novecento, meglio nota come Ho i gusti modi Brigida. Allora, di che parla questa canzone? Parla proprio di una tazza di caffè, la similitudine tra questa signora, questa ragazza sprucita, amareggiata, contrariata significa, che sembra scostante e scortese, ma secondo questo innamorato sotto sotto porta lo zucchero. Poi ve la traduco. Vorria sapere che si mi verite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quanto più brutta vi facite, più bella all'occhio mio va presentata. I non saggio sì ve ne accorgite. Poi gusti moi Brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasite, ma tanto che già gira e tanto che già vota, con dolce sotto la tazza fine mocca ma d'arrivà. Allora che dice? Con questi modi, Brigida, signora Brigida, con questi modi voi sembrate una tazza di caffè, sotto tenete lo zucchero e sopra siete amara. Ma io tanto che devo girare col cucchiaino, che devo fare salire lo zucchero e devo assaggiare questo sapore dolcissimo. Che dice dopo? Dice, più passa il tempo e più voi diventate fredda, va raffreddate, invece di riscaldarvi, perché il caffè buono è quello caldo, no? Come voi sapete. Caffè squisito o bello è che si pure vi gelate, si dà delizia do caffè granito. E la cosa bella è che seppure voi diventate fredda, allora siete buono lo stesso, perché diventate una granita di caffè e fate concorrenza alla limonata. Ritornello a questo punto. E poi chiude con: voi siete forse la madre dei ripassatori, cioè la madre degli spottitori, dei burloni, e io invece sono figlio di Cartaro, figlio di quello che fa le carte. Ma se voi vi divertite a cambiare cuore, io faccio le carte, cioè faccio le previsioni con le carte per senza denari, senza chiedere niente. E che bella coppia che saremmo. Allora, più tempo passa e più va rifreddata, invece per scaffare caffè squisito, o belle e casi pure gelate, si dà delizia do caffè granito, facendo concorrenza a limonata. Ma gusti modo in Brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasite, ma tanto che già buttata e tanto che già girata, dolce sotto la tazza fino in mucca ma d'arrivà. Voi siete mamma del passatore e io bellezza mia figlie Cartara, si voi vi divertite a cagnacore, i faccio carte per senza denaro, bella pariglia fossimo a famore. Poi gusti modi Brigida, tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasite, ma tanto che già gira e tanto che già vota, con dolce sotto la tazza fino in bocca va d'arrivà. Tutti insieme, forza! Poi gusti modi Brigida, tazze caffè parite, a sotto tenito zucchero e in coppa marasite, ma tanto che già gira e tanto che già vota, con dolce sotto la tazza fino in bocca ma d'arrivà.
modo che ognuno possa riuscire a gustare il dolce dalle persone che c'è intorno e che sembrano sprucite, sembrano perché in fondo c'hanno lo zucchero sotto. Adesso ci andiamo tutti belli a dormire, 5 minuti un coppolietto, ma no 5 minuti, anche un'oretta, 2 orette perché è domenica. Per il prosieguo molti mi chiedono, mi fanno le richieste, voce notte dovrò fare prima o poi a Sasi, dovrò fare Maruzzella a Mara, insomma ho moltissime richieste, però nella settimana entrante non so quando riesco a collegarmi perché ha già pure faticato. No, vediamo, mercoledì non ci sto, lunedì probabilmente nemmeno ci sto, vedremo, vi avviso via internet. Buon riposo.